commissario tecnico argentino Daniel Passarella per l'incontro amichevole di mercoledì sera allo stadio Vicente Calderón di Madrid contro la Spagna. Si sta disputando in questi giorni a Modena il prestigioso Pavarotti International, concorso ippico internazionale che vede impegnati il fiori di cavalli e cavaliere di tutto il mondo. Seguiamo adesso in diretta il Pavarotti International, microfono a Claudio Icardi che vi farà appassionare a questo spettacolo raffinato quanto vigoroso. A te Claudio. Grazie, quantomeno ci proveremo. Qui a Modena non piove, c'è qualche nuvola, però il tempo non promette ancora pioggia. Dunque, si tratta della terza giornata del concorso ippico internazionale di San Marino, la quinta edizione, il Pavarotti International, una giornata interlocutoria compressa fra la Coppa delle Nazioni di ieri e il Gran Premio che è in programma domani. Riflettori puntati dunque sul premio Chiarli categoria di caccia. Finora il miglior tempo è stato ottenuto da Filippo Moyerson in sella a Loro Piana Duganò. Le telecamere dell'Esterna 2 di Bologna, guidate da Roberto Gambuti, si soffermano sul percorso del colombiano Juan Carlos Garcia in sella a Mar del Plata. Fin da queste prime battute vi accorgerete, amici ascoltatori, che il cavaliere colombiano, ormai da tempo trasferitosi nel nostro paese, sta pigiando sull'acceleratore, sta tentando di insidiare il 61,91 di Filippo Moyerson. Un'occhiata al cronometro, percorso netto in 61,46, dunque il nuovo leader provvisorio della graduatoria è proprio Juan Carlos Garcia in sella a Mar del Plata. Scivola al secondo posto il cavaliere azzurro Filippo Moyerson. Per quanto riguarda questa categoria di caccia, vi ricordo che non ci saranno surplus di penalità in caso di errore, non ci saranno penalità aggiunte, però ci sarà un bottino accumulato in secondi, 5 secondi per ogni errore da aggiungere al tempo impiegato dai vari binomi. Categoria tempo, la velocità di 400 metri al minuto, il tracciato misura 480 metri, il tempo massimo di 72 secondi, il tempo limite di 144. Intanto in campo per l'Irlanda Eric Holstein su Sir Michael, un castrone di 11 anni. Con il cavaliere irlandese in campo prendiamo confidenza con il percorso che è stato ideato da Richard Jeffrey. 12 ostacoli, ci sono due opzioni, i cavalieri potranno scegliere al numero 7 e al numero 9 fra un ostacolo più semplice, si tratta di tutti verticali, oppure uno più impegnativo. Naturalmente l'ostacolo più impegnativo richiede una girata molto brusca che da una parte può permettere al binomio di guadagnare dei secondi preziosi, dall'altra però certamente prevede un rischio maggiore. Non sempre si riesce a coniugare velocità con precisione. Una curiosità che riguarda questa categoria di caccia: non è impossibile che nelle primissime posizioni della classifica si vada a inserire un binomio che non ha ottenuto il percorso netto. Intanto c'è qualche problema per il cavaliere irlandese Eric Holstein, che è praticamente al debutto in campo internazionale. Comunque per lui un sesto posto nel Gran Premio di Vichy. Un percorso non certo felice quello del binomio irlandese. Si ritira Sir Michael con Eric Holstein. La scaletta prevedeva la presenza di Frank Zlotak, campione del mondo in carica in sella a San Patrignano Quenelle de Chignan. Invece il cavaliere tedesco ha rinunciato
è in clinica per accertamenti, avendo risentito di un vecchio infortunio alla schiena. Oltretutto è una rinuncia che ha anche un altro motivo, che coinvolge anche Emilio Puricelli, che ha ritirato il suo San Patrignano Up. È un modo per sentirsi vicini al titolare della scuderia della comunità di San Patrignano, Vincenzo Muccioli, in questo momento delicatissimo. In campo per il Belgio Joris Meulemans in sella a Batman, un cavallo di origine olandese di 9 anni. Vi ricordo il tempo da battere, il 61,46 di Juan Carlos Garcia colombiano, che abbiamo potuto seguire in diretta. Il percorso comincia con un verticale su muretto 1,35 m, poi un passaggio di sentiero, tavole e barriere 1,40 m per 1,40 m, quindi l'arginello arcobaleno 1,40 m, un altro largo 1,35 m per 1,40 m, quindi il verticale su muro 1,40 m, il passaggio di sentiero rustico 1,40 m per 1,40 m, quindi si entra nella zona delle opzioni, i due verticali che mettono poi al numero 8 un altro dritto. Intanto ci sono difficoltà per il binomio belga, un percorso certamente non facile, non si tratta di una delle categorie più grosse, ma per essere una piccola, fra virgolette, è abbastanza insidiosa. Dopo la seconda opzione si passa a un verticale sul muro con archi 1,45 per 1,50, quindi gli ultimi due ostacoli, un altro dritto 1,40 m e poi il passaggio di sentiero tricolore 1,40 per 1,40. Molto tribolato il percorso del cavaliere belga, che ha raggiunto il suo primo risultato in un Gran Premio a Mechelen nel 90, 13° con Riviera Z. Nella circostanza costretto al ritiro, e dopo Joris Meulemans ancora un salto di scaletta. Infatti Arnaldo Bologni ha preferito ritirare il suo Mayday, protagonista ieri in Coppa delle Nazioni, un Coppa delle Nazioni per i colori azzurri dai due volti, una prima manche veramente disastrosa con 28 penalità complessive, poi un secondo giro veramente da vertice, ottimo, un solo errore agli ostacoli con due percorsi netti. Va detto comunque che le 8 nazioni, le 8 equip in gara hanno presentato i secondi cavalli. Anche la formazione azzurra si presenterà verosimilmente all'appuntamento più atteso, imminente, gli europei di San Gallo, con altri binomi. Intanto in campo per la Svizzera Urs Fa su Impisa Leica. In mattinata il premio Decca categoria 6 barriere ha visto il successo del tedesco Otto Baker su Hermans Ascalon dopo il quarto barrage. Ora stiamo seguendo questa categoria di caccia. Il montepremi è piuttosto sostanzioso, d'altronde l'intero montepremi del Pavarotti International è secondo nel mondo soltanto a quello di Calgary. In campo Urs Fa per la Svizzera, monta una femmina di 10 anni, da battere il 61,46 di Juan Carlos Garcia su Mar del Plata. Urs Fa è nato il 15 aprile del 64, nel 95, lo ricordo, al terzo posto nel Gran Premio di Helsinki. Un occhio agli ostacoli e un altro al cronometro. 75,21, 5 secondi per
un errore agli ostacoli per il binomio svizzero. Il regista Gambuti ha immortalato proprio il momento dell'errore del cavaliere elvetico, che lascia il posto a Michel Robert per la Francia in sella ad Auleto, un castrone di 7 anni. Ecco l'inquadrato Michel Robert, che in questo Pavarotti International funge anche da capo equipe per la Francia, mentre l'inquadratura è ora per la figlia Aya del re Hussein di Giordania. Grande passione per l'equitazione, l'abbiamo vista impegnata ed ora è nuovamente inquadrata, è un po' la reginetta di questo concorso, tutti la cercano. L'abbiamo vista impegnata e non si è districata poi malaccio, dimostrando di aver tratto profitto dagli insegnamenti dell'irlandese Paul Darragh, che è il suo maestro attuale, laureata ad Oxford, ora vive in Irlanda. Intanto Michel Robert non sta gareggiando ai livelli autorizzati dalla sua fama. Abbiamo visto l'errore in sella ad Auleto. Ha optato in questa circostanza per la via più impegnativa, infatti deve recuperare, però ormai è lontano dalle prime posizioni di classifica. Va a ultimare il suo percorso Michel Robert. Non ha fatto parte della squadra francese che ieri ha vinto la Coppa delle Nazioni battendo la Germania. Ha completato il suo percorso Michel Robert, il totale di 76 secondi e 10 secondi di penalizzazione per 2 errori agli ostacoli. Ancora gli occhi della principessa sul campo di gara che sta per ospitare l'ingresso di Michael Whittaker. Molta attenzione per il cavaliere inglese che monta Everest Elton, un cavallo intero di 9 anni di origine olandese. Michael Whittaker è il più giovane dei 2 fratelli, l'altro è John, 2 assi. Quest'anno per lui è una stagione veramente aurea, ricordo fra l'altro il successo nel Gran Premio di Calgary. È un momento tutto da gustare, vediamo se Michael Whittaker cercherà di portare a casa il successo pieno. Sembrerebbe così, vista l'accelerazione che ha impresso in questa prima parte del percorso. Avete visto, dopo un salto ha scalciato il suo saltatore. Mano dolce ma estrema decisione per Michael Whittaker, che cerca di insidiare il 61,46 di Juan Carlos Garcia. Ci si gioca la vittoria proprio in una manciata di decimi. Guardate la curva a mano sinistra brusca per affrontare il verticale più difficile, una tagliata che gli ha consentito di rosicchiare secondi preziosi. Va incontro alla fase conclusiva del percorso Michael Whittaker, lo fa di gran carriera, galoppo aperto per il cavaliere inglese che rischia, è in conclusione di percorso, applausi per lui. Il tempo è di 59,34, dunque si porta in testa la classifica provvisoria il cavaliere inglese in sella ad Everest Elton. Grandi applausi per un fuoriclasse autentico. Vi ricordo che questa edizione del Pavarotti International è nobilitata dalla presenza di campioni del calibro proprio di Michael Whittaker e di Frank Schlotak. Ludger Beerbaum, loro individuale a Barcellona, e Nick Skelton, che vi ricordo ha vinto la finale
della Coppa del Mondo. Intanto ancora un'inquadratura suggestiva quanto meritata per Michael Whittaker, uno stile di monta apparentemente compassato, ma grande decisione, grande mano, la grinta è quella di sempre, maestria autentica per Michael Whittaker, che ha messo in fila i colleghi. Almeno per il momento dobbiamo ancora assistere alle prestazioni di Édouard Coupery per la Francia, di Rudy Elson per il Belgio, di Rodrigo Pessoa per il Brasile e di William Funnell per la Gran Bretagna. Il prossimo binomio è quello composto da Édouard Coupery e Salva Davegres, una femmina francese di 11 anni. Coupery è nato nel 1956, vive a Barbizon, per la prima volta ha difeso i colori francesi in Coppa nel 1984, quest'anno si è imposto nel Gran Premio di Bourg-en-Bresse. Il nuovo tempo da battere è quello registrato da Michael Whittaker, 59,34, il primo a scendere sotto il minuto. Ha preso grandissimi rischi il cavaliere inglese e la sua audacia è stata in qualche modo premiata. Édouard Coupery, vincitore ieri della Coppa con i suoi colleghi, mentre l'inquadratura è per lo chef de piste Richard Jeffrey, che domani avrà il suo grande affare per allestire il tracciato del Gran Premio. Intanto il tempo totale per Édouard Coupery è di 63,02, che gli vale il quarto posto alle spalle del leader Michael Whittaker, di Juan Carlos Garcia e di Filippo Moyerson. Ora in campo per il Belgio Rudy Elson, in sella a Blageur, un cavallo di origine olandese, un castrone di 12 anni. Rudy Elson è nato nell'agosto del 50, risiede a Herentals, ha 2 figli. Il risultato in questa stagione non è che sia granché, una 16ª posizione ottenuta con Gardner a Lummen. Rudy Elson per il Belgio. Vi ricordo che il pomeriggio modenese prevede la disputa del premio Club Europa Challenge, una categoria a barrage. Di questa gara vi offriremo una sintesi, la parte conclusiva nel corso di Notte Sport, che andrà in onda su questa stessa rete. Rudy Elson, è abbastanza buono il suo tempo, comunque non ci sembra in grado di insidiare il 59,34 di Michael Whittaker, e infatti le lancette del cronometro si fermano sul 65,99. Ed ora un figlio d'arte sta per entrare in campo per il Brasile, Rodrigo Pessoa, figlio di Nelson, inarrivabile Nelson. Rodrigo monta Donar, un castrone di origine tedesca, un Holstein di 10 anni. Penultimo binomio in campo dopo Pessoa, seguiremo William Funnell, connazionale di Michael Whittaker, che guida la classifica provvisoria. Ripeto ancora una volta, il tempo da battere è 59,34. Da sottolineare la prestazione di Filippo Moyerson, che a lungo aveva guidato
la classifica con 61,91, oltretutto entrando in campo per primo, non avendo dunque tempi di riferimento. Ha pigiato sull'acceleratore Filippo, 61,91, per ora è in terza posizione. Fra l'altro Moyerson è apparso uno dei cavalieri più ispirati in questo concorso, insieme a Emilio Puricelli, che ha vinto 2 categorie, una con Deca e l'altra con Up, 2 cavalli di San Patrignano. Rodrigo Pessoa sta dando un saggio della sua verve, della sua bravura, un'andatura costante, anche se non irresistibile come quella di Michael Whittaker. 62,68, quarta posizione per Rodrigo Pessoa, che è riuscito a scalzare dalla quarta posizione Edouard Coupery, il francese. Ed ora l'ultimo binomio, quello composto dall'inglese William Funnell e dal castrone di 8 anni Stop the Music. A lui il compito di stoppare non soltanto la musica, ma anche questo premio Chiarli, categoria di caccia. Fra Michael Whittaker e il successo in questa categoria, un ultimo ostacolo, quello rappresentato dal connazionale William Funnell, che è nato nel febbraio del 66, vive nel Surrey. Buona la sua stagione, 2 vittorie nel premio di Hickstead e nel derby di Eindhoven. Chiaramente prende i suoi rischi, ma c'è errore commesso all'Arginello Arcobaleno, dunque la gara può considerarsi finita, perché è impensabile che il cavaliere inglese riesca a far meglio di Michael Whittaker dopo un errore agli ostacoli. Dunque la classifica definitiva: vince questa categoria di caccia l'inglese Michael Whittaker su Everest Elton, in seconda posizione Juan Carlos Garcia per la Colombia in sella Mar del Plata, in terza posizione il primo degli azzurri Filippo Moyerson su Loro Piana Duganò. Seguiamo ancora la parte conclusiva del percorso di William Funnell, dopodiché restituiremo la linea allo studio e l'appuntamento è per lo spazio in Notte Sport.